Buonasera, benvenute e benvenuti al penultimo incontro di questo festival. Io voglio a mia volta ringraziare le professoresse che hanno dato una spinta propulsiva all'organizzazione di tutto l'evento e dire che come ex componente di questo Ateneo sono molto orgoglioso di quello che avete fatto, perché l'Ateneo è da sempre un punto di riferimento del tessuto socioculturale di Udine, ma di tutta la regione, e questo festival è l'ennesimo contributo all'elevazione del livello socioculturale del territorio. Quindi grazie sentitamente. L'incontro che sta per cominciare si intitola Dignità, Relazioni e Diritti. Tre sostantivi che giustapposti aprono, come avremo modo ora di ascoltare dai nostri relatori, aprono orizzonti di riflessioni veramente molto vasti. Il tempo che abbiamo a disposizione non è molto, ma cercheremo nella misura del possibile di indagare questi vasti orizzonti, servendoci di due punti di vista che sono diversi ma complementari tra loro, perché da un lato abbiamo il sapere filosofico. La professoressa Marina Lalatta Costerbosa insegna nell'Ateneo di Bologna, è una filosofa del diritto, ha scritto numerosi contributi, libri, tra cui ricordo due in particolare: Il silenzio della tortura e Il bambino come nemico, tutte e due per i tipi di derive approdi. Cito solo questi due libri nella vasta produzione scientifica della professoressa Lalatta Costerbosa perché, come vedremo nel nostro dialogo, vi farò riferimento. E invece dall'altra parte abbiamo il sapere più specificamente improntato all'orizzonte del diritto costituzionale, che è quello di Gaetano Azzariti. Dico specificamente improntato al diritto costituzionale perché il professor Azzariti, nella sua vastissima produzione scientifica, veramente ha spaziato in tutto quello che è l'universo del diritto costituzionale in relazione alla società. Non per niente è direttore, tra l'altro, della rivista Politica del Diritto, fondata negli anni 70 da alcuni dei più importanti giuristi italiani, tra cui Stefano Rodotà, che mi piace in particolare ricordare perché per me è stato un maestro, ma soprattutto una figura paterna. E Rodotà è stato direttore di Politica del Diritto dal 1971 al 2017. Anche il professor Azzariti è autore di numerosissimi prodotti scientifici e vorrei solo ricordare anche questo, perché ritornerà nel nostro dialogo, uno dei suoi ultimi lavori, che è Diritto o Barbarie, il costituzionalismo moderno al bivio, per i tipi di La Terza. Ecco, è un po' una mia convinzione che chi fa cose con il diritto si debba occupare prima del significato delle parole che utilizza. E allora io vorrei proprio cominciare da qui, cioè dal significato della parola dignità, il primo dei tre sostantivi che ritroviamo nel titolo dell'incontro di oggi. Ecco, la dignità dal punto di vista del diritto apre orizzonti di riflessione che si esauriscono non soltanto nell'ambito filosofico, ma anche proprio in quello del diritto positivo. Nel libro appunto che citavo poco fa, Diritto Barbarie, giustamente il professor Azzariti ricorda che questo termine ricorre tra l'altro nella Carta di Nizza, cioè la Carta dei diritti fondamentali dei cittadini europei. Manca, forse così in maniera espressa, nella nostra Carta Costituzionale. C'è una ragione di questa assenza della parola dignità nella Costituzione italiana? Dunque, in realtà non è così. La nostra Costituzione cita 3 volte dignità, la declina in 3 articoli, come dignità sociale, poi in proposito alla retribuzione
del lavoratore e poi ancora come limite all'attività privata. Quindi in realtà poi torneremo più avanti sul significato costituzionale della parola dignità nella nostra Costituzione e la differenza col sistema costituzionale tedesco che la declina in modo diverso. Però, prendendo spunto dalla domanda, io penso che bisogna capire il senso della parola. Allora, io non so quante ore ho per spiegare la cosa, ma se mi date, poi prometto di essere molto più veloce e fare un botte e risposta e non allargarmi troppo, però se mi date 5 minuti, 10 forse, per non fare proprio una trasmissione televisiva e darvi degli slogan, vorrei riflettere con voi sul qual è il significato attuale e qual è stata la funzione che la dignità sociale, perché la nostra Costituzione parla di dignità qualificandola come sociale, ha nel nostro sistema. Perché io ho l'impressione che si scorda. Stefano Rodotà, che è stato citato più volte, ha scritto la seguente cosa, che la dignità, il concetto di dignità, è il lascito più importante del costituzionalismo del secondo dopoguerra, la cosa più importante in assoluto, perché fa passare l'antropologia dell'uomo, e quindi la sua declinazione giuridica costituzionale, in un diverso ambito, dall'homo faber dell'800 all'homo dignus, all'uomo degno, e intorno a questo si costruisce tutta la Costituzione, altro che non esserci in Costituzione. Però devo dirvi questo, e questi 5 minuti su cui voglio prendere la vostra attenzione, è il frutto di una storia ambigua. E quello che voglio dirvi, perché questo è quel che penso, è che tutt'oggi le difficoltà del far valere la dignità sociale come limite all'attività economica privata, addirittura come elemento antropologico dell'uomo, è dettata dalla sua storia. Io ve la farò veramente in modo molto breve e mi scuso. Anzitutto dicendovi che la dignità nell'antichità non esisteva, c'era in qualche modo l'individuo era in qualche modo soggetto alla gloria della polis, si sublimava in qualche modo l'uomo nella società. Non ho il tempo per dirvi, sì, poi c'è qualcuno vi citerà altrove, però Cicerone, Ius Lex, alcune distinzioni, ma sono vagiti. La verità è che fino al 500 di dignità non si parlava proprio nell'ambito moderno. La dignità è stato un tentativo per dare senso ai diritti umani, all'essenza del diritto, ai diritti che valgono all'uomo in sé. E però credo che un altro passaggio storico, filosofico, non voglio rubare il mestiere a chi parlerà dopo di me, ma appunto a proposito di connessioni tra saperi, non è vero che il diritto è una scienza separata dalla filosofia o viceversa, e quindi inevitabilmente lo devo fare. Bene, voi sapete chi in qualche modo ha dato i presupposti della dignità? Un dominicano nel Cinquecento, la seconda scolastica che risponde al nome di Francisco de Victoria, il quale, sapete, diceva una cosa straordinariamente, ve la dico in una formula che a voi apparirà straordinariamente moderna, e lo è, e però poi riveliamo dov'è l'arcano, perché diceva nel Cinquecento, nella prima metà del Cinquecento, che esistevano dei diritti universali che dovevano essere rispettati totus orbis, cioè in tutto l'universo possibile. Una cosa straordinaria, quella che poi nel Settecento, con le nostre rivoluzioni, saranno l'eguaglianza dei diritti. Sapete perché teorizzò questa straordinaria innovazione? Francisco di Vittoria è anche il padre della guerra giusta e qualificò questa definizione di diritti universali sostanzialmente per dare legittimazione alle conquiste dei conquistadores spagnoli nelle Americhe. Perché? Perché diceva che questi diritti totus orbis erano il libero commercio e la libertà religiosa, e che se tu indigeno vietavi di fare proselitismo oppure di fare commercio, allora era giusta la guerra. Beh, voi capite che in qualche modo c'è un universo di ambiguità nel diritto. Ve la devo fare breve, però datemi altri 3-4 minuti per dirvi alcuni passaggi che credo la dignità appare, tralascio ovviamente quel che è, appunto su due piani.
più piano più probabilmente filosofico. Adesso, no, ripeto, non voglio rubare il padre, ma questo lo sappiamo tutti anche noi filosofi. Un padre, il padre, uno dei due padri delle teorie della dignità è Immanuel Kant, e vabbè, scusate se è poco, il quale afferma però questa, guardate, Immanuel Kant è fondamentale per i giuristi, oltre ad essere il filosofo che è, perché in qualche modo afferma la visione etica della dignità. La dignità è il fine a se stesso dell'uomo, che però poi ha i suoi riflessi giuridici. L'interprete, lo dico così, en passant, l'interprete del kantismo nel diritto è Hans Kelsen, che qualcuno di voi avrà sentito nominare, è uno dei più grandi giuristi del Novecento. È importante quello che dice Kant e Kelsen, ovviamente, perché in qualche modo afferma che la dignità è un valore assoluto in filosofia, nelle umane relazioni, nel diritto. E dice anche un'altra cosa fondamentale, che è un presupposto assoluto e quindi in qualche modo vincola l'uomo degno anche nei confronti dell'uomo abietto. Tu non puoi trattare in modo indegno tra virgolette, indegno, perché è la tua dignità che in qualche modo è in gioco, non è quella dell'altro. E questo voi potete immaginare che riflessi ha sul modo del diritto, sulla riflessione come dire, anche sulle pene, sul diritto penale. Sapete qual è il problema? Qui non voglio dire non risponde Kant perché non mi permetto di dirlo, però che è rimasto inevaso. La morale di chi? La morale di chi? La semplifico, dopo Kant nel diritto, ovviamente Kant giurista, tutti, vi faccio dei nomi che tutti voi conoscete, Habermas, Dworkin, Rawls, Ignatieff, hanno cercato, tra l'altro, di dare una contestualizzazione storica alla dignità. Io vi faccio soltanto un esempio tra quelli che vi ho citato. Rawls, che qualcuno di voi saprà, è un grandissimo giurista americano, liberale, cioè progressista, non so come dire, certamente ha dato una risposta. Rawls è un progressista, non è Trump. E la risposta del progressista è, in fondo, la dignità è quella legata all'ideologia liberale e ai suoi valori. Per cui sì, degni nei confronti di tutti, però è vero che ci sono degli stati canaglia che non rispettano il principio di dignità. E quindi, qui non lo dice Rawls, ma lo dicono i loro interpreti, e quindi ancora una volta è giusta la guerra umanitaria, che è una contraddizione in termini. Allora, voi sapete, credo, o almeno la mia intenzione è semplicemente far emergere che cosa? Un punto, che la dignità astrattamente intesa non funziona. Poi c'è stata e poi c'è l'altra dignità, l'altra visione, quella sociale, più propriamente giuridica, che è nata da una tragedia, una delle più grandi tragedie dell'umanità, la Seconda Guerra Mondiale, che non è soltanto la Seconda Guerra Mondiale. Per questo Rodotà dice il più grande lascito del costituzionismo del secondo dopoguerra, perché in quel modo ha sancito anche un passaggio teorico simbolico sulla dignità. L'Olocausto, che cos'è se non la tragedia della dignità? Attenzione, ma anche la bomba atomica, Hiroshima e Nagasaki, cosa sono se non la negazione della umanità dell'uomo? Ecco, questa è la ragione per la quale nel secondo dopoguerra le Costituzioni, al plurale, del secondo dopoguerra sono tutti poste lo stesso problema. La qualificazione, non hanno scritto soltanto la dignità. Io ricordo i 3 testi costituzionali più importanti, non perché l'Italia o la Germania siano le nazioni più importanti del mondo, perché erano le ragioni sconfitte nella Seconda Guerra Mondiale e quindi in qualche modo che dovevano pagare pegno, si fa per dire, più degli altri. Ebbene, tanto la Costituzione italiana quanto la Costituzione tedesca, al primo articolo, in qualche modo esaltano il principio di dignità. Poi, però non adesso, perché sennò non finisco più, vi dirò nel merito quello che dice la Costituzione italiana. E poi la Costituzione del mondo, quello che qualcuno impropriamente parla e dice essere stata forse, visto che non gode di ottima salute, la Costituzione del mondo, cioè lo Statuto dell'ONU, il quale anche questa, in seconda linea del primo comma, se vogliamo fare i giuristi, dice che è la dignità il presupposto per garantire la giustizia e la pace delle nazioni. E poi, ma qui mi fermo, e poi da qui nasce la storia della dignità, per come ne parleremo, cioè qui nasce la storia di un'unità costituzionalmente orientata, che si collega non ai diritti umani, che è una bella espressione, ma ai diritti costituzionali, cioè, e faccio soltanto un esempio, l'uomo
è degno soltanto se rispetta, per esempio, il principio di uguaglianza tra i sessi, per dirne soltanto una tra le altre migliaia accezioni della dignità sociale. Ma mi fermo qui perché ho parlato troppo e chiedo scusa. Grazie. Ecco, si è ricordato Kant a più riprese, no? Kant però ci dava della dignità una dimensione, diciamo così, individuale, cioè ci parla di dignità umana, ma in una dimensione fenomenologica, quindi diciamo di dignità personale, che forse è più vicino al nostro tema di oggi, dove la dignità si articola con le relazioni e con i diritti. Forse cambia qualcosa dal punto di vista definitorio, oppure c'è, come dire, un continuum tra l'approccio kantiano e poi quello più fenomenologico? Allora, io rispondo innanzitutto in modo immediato alla domanda precisa. E c'è un filo e non c'è soluzione di continuità nella mia interpretazione, nella mia lettura di Kant. Però mi ricollegherei anche un po' alla prima parte della riflessione, in fondo anche a questa attenzione riservata alla parola dignità. Perché effettivamente è stato anche detto all'inizio, no, giustamente, che c'è una grande ambiguità. Cioè la parola dignità, il concetto di dignità e quindi la parola è estremamente ineludibile e al tempo stesso però rischiosa. Cioè, è sempre molto importante chiarirsi rispetto al significato che si attribuisce a quella parola. E allora i contesti di discorso e anche il momento storico nel quale si parla di dignità diventano indispensabili. C'è stata una evoluzione, ma non è soltanto un'evoluzione o un cambiamento di significato attribuito alla parola dignità, dignitas, nelle varie ovviamente lingue, non è il termine il punto, no? Ma la parola e il concetto. Non c'è stata soltanto, dicevo, un'evoluzione, ma a quel termine, a quella parola, a quel concetto, diciamo parola andando al di là delle differenze di lingue, no? A quella parola non solo sono stati attribuiti significati diversi, ma quei diversi significati permangono, cioè in quell'evoluzione non c'è stato un superamento definitivo del vecchio significato attribuito a dignità e poi ce n'è uno nuovo, quello moderno, il nostro. Apparentemente è così, ma in realtà c'è una permanenza di significati. E questa, allora l'ambiguità sta proprio in questo. Ma c'è di più, perché non solo c'è quindi in agguato una confusione potenziale nei significati, ma quella confusione suggerisce una sovrapposizione tra cose che sono quasi opposte, anzi opposte persino. Cioè noi possiamo intendere con dignità qualcosa che è profondamente diverso da ciò che noi possiamo pensare quando in altro modo parliamo di dignità. Mi spiego meglio. In un contesto che in modo volutamente generico possiamo definire pre-moderno, quindi prima del Cinquecento, no? Ma proprio in modo prima, no? Comunque prima. Pensiamo a Cicerone, no? Pensiamo, ma ancora insomma, arrivando al Cinquecento, definire degna una persona, un individuo, parlare di dignità, significava riconoscergli la possibilità di essere stimato, di avere un certo rango, no? Di avere quindi un certo status diverso da altri. In altre parole, dentro a quella parola era contenuta profondamente una diseguaglianza. Ci sono quelli degni e quelli non, quelli di un rango e quelli che rango non hanno o hanno un rango più basso. Se noi oggi pensiamo alla dignità, pensiamo a tutta un'altra cosa.
cioè sicuramente a quello che proprio non corrisponde a questo scenario. Ed è precisamente quello che accade, che capita dal 600 ad arrivare alla formulazione più cristallina dell'idea, che è quella alla quale noi immediatamente pensiamo quando pensiamo alla dignità, che è quella precisamente rappresentata da questo filosofo tedesco illuminista Immanuel Kant. Perché Kant, e lì forse un riferimento anche alla nostra Costituzione lo si potrebbe fare da filosofo, perché nella nostra Costituzione all'articolo 32 si parla del rispetto della persona umana. Beh, non è la parola dignità, però l'idea è proprio quella lì, quella di Kant, ovvero ad un certo punto si vede in modo chiaro che ad ogni essere umano, in quanto tale, non mi interessa niente di nient'altro, io attribuisco di per sé un valore e non ti devo neanche dimostrare perché. Cioè, a quello status, ma è lo status ora dell'essere umano, non sociale, economico, aristocratico, che contiene quindi la diseguaglianza tra le persone, semplicemente all'appartenenza al genere umano spetta costitutivamente in modo intrinseco un valore. E quello è il punto di partenza, non è qualcosa che quindi i fatti devono dimostrare, che poi in realtà i fatti lo dimostrano, perché se io la nego e la violo, capisco che è successo qualcosa, allora qualcosa c'era da salvaguardare, no? Però il punto, diciamo, è da lì l'idea che ci sia una continuità, che il rispetto di un essere umano in quanto tale, indipendentemente da ogni altra specificazione che gli inerisce o nella quale si riconosce, indipendentemente dalla sua identità nella quale si riconosce, no? Indipendentemente, questo è un passaggio fondamentale sul quale c'è tantissima sovrapposizione di piani e forse anche strumentalizzazione non di rado, indipendentemente da quello che fa, cioè dalle condotte che assume. Quindi ci si può comportare malissimo, ma la dignità inerisce. Ecco, questo secondo me è il punto sul quale, per questo dicevo che c'è secondo me una dignità, perché è in fondo il nocciolo duro di questa idea, no? Per cui indipendentemente da ogni condizionamento, da ogni diversità, da ogni appartenenza, da tutto è non scalfibile. Questo naturalmente non significa, si parlava anche del diritto penale, questo non significa che non si possa, per esempio, immaginare di introdurre una pena rispetto ad una condotta criminale, no? Questo non significa necessariamente negare dignità. No? Quindi, e perché lo sottolineo? Lo sottolineo perché, e questa è una cosa che secondo me, poi forse sto parlando troppo, sulla quale spesso invece si favorisce talvolta anche il fraintendimento o la confusione o la sovrapposizione di piani, perché alcuni anche autori intellettuali, filosofi, suggeriscono l'idea che in base a come ci comportiamo e quindi per esempio al cospetto di un comportamento ritenuto terribile, tale da meritare quindi il carcere e pene gravi, la dignità si modifichi. Cioè c'è una sorta di, soltanto un ultimo passaggio, poi lascio subito la parola, la dignità si modifichi, cioè pian piano diminuisca in relazione al comportamento. Ora, questa idea che io possa avere dignità piena, un po' meno, poi un po' meno, poi mi sono comportato in un modo vergognoso, tenda a zero, che cosa ci suggerisce? Ci suggerisce che quel vecchio concetto di dignità premoderno, per cui la dignità dipende da chi sei, che colore hai, come ti comporti, è come se rientrasse dalla finestra, perché in fondo io sto dicendo che la dignità sì, ma è sotto condizione.
e comunque è graduata, quindi c'è chi ne ha più, hai uno status, un rango, te lo meriti, cioè te la devi meritare. Allora, questa è proprio la sovrapposizione massima tra un concetto premoderno di dignità e un concetto moderno di dignità, che è quello di Kant, al di là, se vogliamo, anche della parola, che quindi può poi manifestarsi anche, si diceva da un punto di vista fenomenologico, rispetto anche alla società, al pluralismo che anima la società. Questo è perfettamente, secondo me, compatibile e in linea con questa idea di dignità, che mi pare un po' un presupposto. Ecco, grazie, perché effettivamente, pensando alla funzione del diritto, che è quello di organizzare il nostro stare insieme nella società, proprio questo ultimo passaggio a cui faceva riferimento è essenziale, perché se la dignità significa riconoscere, inerisce all'essere umano in quanto portatore di valore, significa anche che la dignità in qualche modo definisce lo spazio delle nostre relazioni, nel senso che meno mi si riconosce valore, meno io sono libero di agire dal punto di vista giuridico. Allora ecco, facevo una riflessione mentre ascoltavo i due interventi, dico, ma un caso in cui c'è un'assenza totale di riconoscimento di valore in ambito giuridico, quale può essere? Mi è venuto in mente il caso appunto dei bambini fantasma, cioè di questi figli di immigrati irregolari che non vengono neanche registrati all'anagrafe dai loro genitori perché hanno paura di accedere a questi uffici, perché non esiste nel nostro ordinamento una norma espressa e contenuta in una legge che dica se tu entri là nessuno ti può denunciare in quanto immigrato irregolare. Ecco, questo significa cancellare giuridicamente l'esistenza, non diminuire di valore, ma non riconoscere valore a quell'essere umano. Ecco. E quindi la domanda che faccio a tutti voi, a voi due, è: vi viene in mente una storia, un caso, anche magari tratto dalla giurisprudenza costituzionale, in cui è evidente la negazione della dignità? Dunque, tu cogli ovviamente il punto quasi in continuità con quello che mi sembra dicevamo entrambi, cioè non basta la parola dignità. Il problema della dignità, e vi parla un giurista, è ovviamente, come dire, l'esigibilità della dignità, cioè non è scritta in cielo, non è scritta neppure nel cielo della filosofia, nelle parole di Kant o di noi che parliamo sulla sua scia, ma in qualche modo deve essere realizzata nei rapporti sociali. Allora, io sempre schematicamente dico questo: bisognerebbe qui fare una riflessione su come si realizza la dignità, e dal punto di vista del giuridico, del diritto, sono tre le vie attraverso cui si raggiunge la dignità costituzionale, quella scritta in Costituzione. Attraverso l'attuazione costituzionale il legislatore deve dare senso alle parole della Costituzione, senso. Io poi forse alla fine, anche se tu non mi fai la domanda, alla fine poi vi voglio dire quello che scrive la nostra Costituzione per capire la concretezza di quello che vi sto dicendo, ma insomma, siccome la nostra Costituzione, vi farò un esempio tra i tanti possibili. Quando la Costituzione dice, a proposito di carcere, non parla della dignità, ma dice due cose fondamentali: che la pena deve essere rieducativa del condannato e che non può essere in qualche modo vessativa del condannato, perché avrà fatto il peggiore dei reati possibili, ma appunto il rispetto della sua dignità è intonsa. In qualche modo poi si deve tradurre con una legislazione che impedisca, vi farò un caso, che i nostri detenuti non abbiano uno spazio vitale. Noi siamo stati condannati dall'Europa perché, pensate voi, il sovraffollamento carcerario provocava una situazione di fatto in cui ciascun detenuto aveva meno di 3 metri quadrati a disposizione, che voi capite che è una situazione indegna. Ecco, quindi c'è la via del legislatore. Ovviamente poi c'è la via della giurisprudenza costituzionale, che sarebbe troppo lungo dire, ma se volete vi farò poi rinvio sempre a dopo, chissà se c'è tempo, perché non abbiamo più tempo. Però la giurisprudenza costituzionale è molto significativa. Voi pensate giurisprudenza costituzionale e no.
Vi farò un caso di carattere generale. Voi sapete che una delle questioni su cui la dignità è abbastanza evidente sono quelle legate alla storia recente, e tutti la conosciamo. La storia recente, per esempio, legata ai diritti delle coppie omosessuali o omogenitoriali e i figli delle coppie omogenitoriali, questione non solo di questi giorni, di un po' di tempo a questa parte. Le più o meno ampie garanzie che in Italia ci sono, che poi hanno prodotto le più o meno ampie garanzie delle unioni civili, da chi sono state introdotte in precedenza? Dalla magistratura, dalle magistrature, dalla Corte Costituzionale, non solo dalla Corte Costituzionale, in realtà dalla Corte Sovranazionale e dai giudici, direi da tutti i giudici, a dimostrazione. Poi dopo, bene o male, ancora non è finita qui ovviamente questa storia, interviene il legislatore, a dimostrazione di come... Io poi voglio dirvi che però c'è un'altra via, ve lo voglio dire, forse io come giurista dovrei fermarmi qui, ma io come cittadino vi dico che è la via maestra, perché non ci sarebbe nulla di tutto questo se non ci sono i soggetti sociali che pretendono la propria dignità, perché in qualche modo dico un'espressione che noi utilizziamo normalmente, la lotta per la Costituzione la fanno i soggetti reali, e quindi se non ci sono lì le persone che non vengono ritenute indegne, che non fanno vedere la propria dignità, e sono tutti diseredati, diciamo così, dai migranti a chiunque. Gli esempi potrebbero essere infiniti. Se non sono questi soggetti che fanno vedere la propria dignità, beh, insomma, non ci sarà né una corte, neppure costituzionale, né un legislatore, neppure illuminato, che darà seguito a questo. Ecco, io approfitto solo di questo passaggio per sottolineare un altro aspetto assolutamente complementare. Io davanti a me ho due colleghi avvocati del foro di Udine, Andrea Galimberti e Pina Rifiorati. Andrea Galimberti, tra l'altro cultore della deontologia forense, e Pina Rifiorati, già presidente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine, che proprio la loro fisica presenza mi sollecita a riflettere sul fatto che i giudici intanto fanno queste affermazioni nelle loro decisioni, in quanto ci sono degli avvocati e delle avvocate che si mettono vicino a delle persone, le rendono intanto consapevoli di essere portatori di dignità e di diritti, e poi li accompagnano fisicamente, proprio li accompagnano all'interno delle corti. Per cui la funzione sociale dell'avvocatura da questo punto di vista è proprio un passaggio... Ricordatevi che dietro gli avvocati ci sono i soggetti che voi difendete. Assolutamente. Ecco, e passo invece la parola alla professoressa Laratta Costerbosa, e la domanda è sempre quella. Sì. Un esempio, una storia, un caso, secondo lei emblematico di assenza di dignità? Sì, se posso aggiungerei anche una cosa rispetto all'esempio dei bambini fantasma. Quindi all'idea che non si riconosce, non ci sei, non vieni visto e quindi non hai dignità, no? Ed è così. Ma il problema nasce anche dal fatto che per riconoscere dignità, almeno in una configurazione, in un ordinamento, in una società, in uno Stato di diritto, in una democrazia come le nostre, per effettivamente riconoscere dignità, la cosa che immediatamente si immagina di introdurre sono i diritti. Quindi i diritti individuali poi diventano i diritti fondamentali nella misura in cui vengono riconosciuti effettivamente in modo istituzionale, formalmente, giuridicamente. Solo che i diritti, alcuni lo hanno sottolineato questo, a volte rischiano di non riuscire fino in fondo, cioè a non bastare nell'onorare il valore della dignità di una persona. Perché? Perché hanno bisogno che lo Stato veda quella persona. Cioè, se lo Stato non la vede, quei diritti come fanno ad essere garantiti? Cioè,
a chi mi appello se non vengo visto? Cioè io ho bisogno che mi si riconosca la possibilità di dire mi stai negando un diritto fondamentale. Se io non esisto, non vengo visto, questo effettivo riconoscimento di dignità non riesce a darsi. È come se, prima è stato nominato Habermas, un filosofo tra l'altro vivente, importantissimo, tedesco, ha definito la dignità un ponte o una cerniera, no? Cioè ciò che lega il nostro valore alla società e ai diritti, cioè come un filo, no? Che ci lega alla società attraverso i diritti, che sono la forma più istituzionalizzabile di quel valore che pertiene a tutti noi, che è quello della dignità. E quindi se non vengo visto, quel meccanismo, quel filo si interrompe, cioè a quel punto quei diritti è come se non ci fossero più. Hannah Arendt, nelle origini del totalitarismo, aveva dedicato un bellissimo capitolo, l'ultimo della seconda parte, parlando degli apolidi, proprio a questo problema, cioè alla difficoltà che i diritti hanno di riconoscere fino in fondo la dignità o quel diritto ad avere diritti che poi diventa titolo anche del libro di Rodotà. E questo era solo un piccolo, una parentesi, diciamo. Una storia, cioè, di negazione però. Ecco, la prima risposta che io darei a questa domanda, bella, è tutte quelle situazioni nelle quali deliberatamente, cioè proprio rispetto all'altro che io ho di fronte a me, nego riconoscimento della sua persona. Cioè quando io ti nego il riconoscimento, per esempio anche l'umiliazione, io ti umilio, cioè un gesto di umiliazione è un esempio di, non è una storia, purtroppo sono tantissime storie che hanno tantissime forme, che vanno ma non le stiamo a nominare, insomma comunque il tema dell'umiliazione in tutte le sue forme è un esempio di negazione della dignità, ma anche mancanza di riconoscimento che può passare per esempio anche dalla estrema diseguaglianza di status economico-sociale, anche quella è una negazione di dignità. Ma forse la cosa che purtroppo è una storia, ed è una storia che si ripete e purtroppo si ripete anche in contesti democratici, l'esempio che subito mi viene in mente di condotta nella quale viene ad essere negata nel modo più totale possibile la dignità e sono i tanti troppi casi di tortura. No? Cioè, la tortura è quel crimine che se ne dica è incompatibile con uno Stato di diritto e con una democrazia, nel quale una persona viene volutamente distrutta innanzitutto interiormente. Perché? Perché viene portata al disprezzo di sé. Quindi se noi torniamo a come abbiamo un po' stasera anche definito la dignità come il riconoscimento di un valore intrinseco indipendentemente da tutto, io attraverso quella estrema violenza, sottilissima, perversa, un po' diabolica, passatemi il termine improprio, no? Riesco a non solo negartelo quel valore, ma a portarti a pensare che non ce l'hai. Prima veniva nominato per esempio la Shoah, no? Che cosa c'era di particolarmente devastante da rendersi poi incompatibile anche con la vita dopo, anche dei salvati, per citare una parte del titolo di quel bellissimo saggio di Primo Levi, Sommersi e salvati. Perché l'impossibilità di vivere, o pensiamo a Jean Amery, un intellettuale ad Auschwitz, perché l'impossibilità poi di vivere? Perché non credi più non solo nell'altro, che è stato capace di farti tutto quel male, ma tu per primo ti disprezzi, perché purtroppo quell'estrema violenza ha generato degli effetti, ha avuto delle conseguenze, cioè è diventata pervasiva rispetto alla considerazione, alla stima che hai di te stesso.
Questo secondo me è una delle forme più evidenti di negazione. Posso aggiungere una cosa, velocissima? Non solo di negazione della dignità, ma anche la dimostrazione fattuale che la dignità esiste. Perché se io la nego così, ci sono degli effetti. Allora, qualcosa è scomparso. Ti ringrazio molto per questa riflessione, perché per la prima volta mi hai fatto vedere da un altro punto di vista che veramente non avevo mai considerato la questione, da un lato, dell'omofobia interiorizzata e dall'altro della vittimizzazione secondaria delle vittime di violenza, soprattutto violenza di genere. In entrambi i casi queste persone esposte quotidianamente a questa negazione del loro valore intrinseco arrivano a pensare di sé di non essere portatori, portatrici di valore, e quindi a disprezzarsi proprio nel senso etimologico del termine, cioè a non riconoscere un valore a se stessi. Ecco, grazie, perché poi in questi giorni, appunto, i giorni del Pride, i giorni in cui riflettiamo sui passi in avanti che abbiamo fatto, però dobbiamo pure renderci conto di tutto quello che abbiamo provocato e che stiamo tuttora vivendo. E allora a questo punto arrivo alla domanda che mi consente anche una chiarificazione di quello che dicevo all'inizio. Cioè, nella nostra Costituzione noi non abbiamo un articolo, diciamo, completamente dedicato alla dignità. A un certo punto si citava anche la Costituzione tedesca, che invece al primo articolo subito ci dice questo, ma la stessa Carta di Nizza al primo articolo subito fa riferimento alla dignità. Ecco, una curiosità, ma penso che è una curiosità anche condivisa da altri. Perché l'Assemblea Costituente ha deciso di non dedicare un intero articolo alla dignità, se è stato oggetto di dibattito, e quindi perché noi ci troviamo a dover fare questo giusto lavoro di ricognizione di varie disposizioni della Costituzione che ci fanno intravedere in alcuni casi in maniera espressa come dignità sociale nell'articolo 3, primo comma, oppure non proprio espressa come nell'articolo 32, comunque ci fanno intravedere la dignità. Dunque, non voglio fare il nazionalista, perché non lo sono, però devo dire questo, che nelle due Costituzioni del secondo dopoguerra, Italia e Germania, la scelta del Costituente italiano col senno di prima, allora, e col senno di poi, oggi, credo che sia stata certamente più oculata di quella tedesca, anche se apparentemente quello che tu dici è soltanto apparenza, mi viene da dire. Io, guardate, ve l'ho qui e ve la leggo. L'articolo, perché si dice, tutti dicono che la Germania in fondo, perché al suo primo articolo recita questo: la dignità della persona è intangibile, e va bene, ma non è questo. Al suo rispetto e alla sua protezione è vincolato l'esercizio di ogni potere statale. Il popolo tedesco si riconosce pertanto, darum, nei diritti inviolabili e inalienabili come fondamento di ogni comunità umana, della pace e della giustizia del mondo. Apparentemente, nello spirito si intende, questo volevamo dire, come dire, la dignità è un mega valore, super valore. Tutto il resto della Costituzione tedesca si spiega in base a rispetto alla dignità. Germania, nazismo, Italia, fascismo, insomma si capisce tutto il contesto, per carità, è tutto non buona fede, di più. Sapete qual è però il problema? Che la Costituzione tedesca, dopo, a differenza della Costituzione italiana, non specifica articoli e articola quali sono i diritti inviolabili dell'uomo, quelli che noi chiamiamo i diritti sociali, sostanzialmente non solo sociali. E allora cosa succede? Voi sapete una cosa? Che dirò a proposito di un fatto legato a un diritto fondamentale, in Germania no, e in Italia non lo so, il diritto all'aborto. Voi sapete che in Germania ancora il codice penale tedesco vieta l'aborto come tutela della vita? Non è vero che l'aborto, voi direte, ha vietato l'aborto? No, poi ci sono le eccezioni, ma in qualche modo la Corte Costituzionale tedesca, con una sentenza molto discutibile ai miei occhi, ma la Corte Costituzionale tedesca è tedesca e i miei occhi sono miopi, assolutamente, in qualche modo ha stabilito che l'aborto, che era legittima quella disposizione, che l'aborto è vietato perché la tutela dell'invalidità riguarda anche la tutela del non nato.
E voi sapete che è un'argomentazione molto ricorrente, anzi, è l'argomentazione principe di tutti coloro che vogliono negare il diritto all'aborto, perché io in qualche modo faccio un omicidio, eccetera. È un'argomentazione che in Germania c'è e la Corte Costituzionale l'ha adottata. In Italia la giurisprudenza della Corte Costituzionale, che non voglio dire che è la migliore del mondo, perché non lo è la migliore del mondo, anzi, ha fatto un'operazione, tanti anni fa, ha fatto un'operazione che fa sempre la Corte di bilanciamento e non ha negato, come qualcuno sperava, diciamo, i più, come possiamo dire, filabortisti, tanto per intenderci, ma una formulazione la mia del tutto impropria, dicendo che appunto, uso lo slogan, anche qui uso uno slogan per semplicità: il corpo è mio e lo gestisco io e quindi libero aborto fino al 9° mese. No, tant'è vero che la normativa italiana, voi sapete, è una regolamentazione più o meno appropriata, però ha stabilito questo, che c'è un problema di bilanciamento e che se sarà pur vero che bisogna tutelare in qualche modo il non nato, beh, certamente bisogna tutelare anzitutto la dignità della persona viva, cioè della donna, e questa è stata la via attraverso la quale, ancora una volta, la Corte Costituzionale, in realtà poi lì c'era anche il legislatore, ha salvaguardato la libertà di aborto di un diritto fondamentale. Io, se avessi le mie famose 15 ore di tempo, potrei farvi un intero corso per dirvi come la nostra Costituzione invece parla di dignità sociale come fondamento del principio di uguaglianza, parla della dignità sociale in un articolo che è straordinariamente interessante, l'articolo 36, che riguarda la retribuzione dei lavoratori. Certo, chi c'ha lavoro, chi c'ha quindi la retribuzione, ma sentite, è facile capirne il senso legato alla dignità. La retribuzione del lavoratore deve garantire in ogni caso un'esistenza libera e dignitosa, e in qualche modo, a quel tempo, quando si sperava peraltro la piena occupazione, in qualche modo vuol dire che chiunque lavori, anche il lavoro più abietto, più disprezzabile, che non c'è un lavoro più disprezzabile, il lavoro della donna anziché dell'uomo, del migrante che qualcuno vuole disprezzare, invece quel lavoro è dignitoso e deve garantire una libertà e dignità. Di più, e da ultimo, ne parla ancora, insomma, c'è una grande discussione sui limiti all'impresa. Io non voglio dire, perché avrei bisogno delle mie famose 15 ore, non voglio dire che bisogna pensare della proprietà privata e dell'iniziativa economica privata e pubblica. Però c'è una cosa certa, perché me lo dice la Costituzione, che l'iniziativa economica privata è libera, puoi fare quello che vuoi, semplifico ovviamente, però non puoi svolgersi in contrasto, tra le altre cose, della dignità umana. Beh, questo è un valore assoluto in qualche modo, questo è un valore assoluto che mi fa ammettere che in questo caso la Costituzione italiana, non avendo voluto isolare la dignità, ma spandere la dignità su tutto l'ordinamento costituzionale, l'ha rafforzata. Infatti la nostra giurisprudenza costituzionale, se noi andiamo dal punto di vista statistico, vediamo che cita poco la dignità nelle sue sentenze. Certo che la cita poco, perché quando tutela il diritto alla salute, anziché la regolamentazione sulle carceri o il divieto di tortura, parla dell'articolo 27, dico per dire, a proposito di tortura, perché parla di dignità in questo modo. Meglio noi, in questo caso, poi in altri casi no, meglio noi che non la Germania, sì. Quindi diciamo questa maggiore malleabilità anche concettuale della dignità è favorita dal modo in cui è scritto il testo. Fammi aggiungere questo, tant'è vero che l'ultimo testo costituzionale adottato a livello sovranazionale, la Carta dei diritti fondamentali, di cui si faceva prima riferimento, il cui padre principale, padre spirituale è ancora una volta Stefano Rodotà, non dedica un articolo, dedica un capo, cioè una serie di articoli. La prima parte della Carta di Nizza è dedicata non c'è l'articolo 1 che dice la dignità è inviolabile e via di seguito, ma non si accontenta di questo. Esattamente, io poi ho avuto il piacere, la fortuna, l'onore, non so che dire, di parlare più volte
col padre della Carta dei diritti, e lui esattamente questo diceva, l'aveva anche scritto. È evidente che la dignità non poteva essere collocata in un articolo, ed è significativo, per quel che può valere dal punto di vista sistematico, aver aperto la carta con un capo in un insieme di articoli sulla dignità, per farlo valere come espressione massima e interpretazione ermeneutica delle altre disposizioni. Grazie, ecco, mi ricollego al cenno che si è fatto ancora una volta alla tortura, per ricordare anche il libro che citavo all'inizio. Noi abbiamo introdotto questo reato da non molti anni nel nostro ordinamento, però, come dire, avremmo dovuto farlo ben prima, visto che c'è una convenzione di New York che risale alla fine degli anni 80, al 1984 per l'esattezza, quindi inizi anni 80. Ecco, significa qualcosa da un punto di vista socioculturale che il nostro paese ci abbia messo così tanti anni a introdurre il reato di tortura? Cioè, significa che c'è forse una sorta di insensibilità nei confronti dei diritti fondamentali e del concetto stesso di dignità nel nostro paese? Ma, effettivamente è una storia che colpisce anche questa, no? E dicevi bene, la fine degli anni '80, perché l'Italia ratifica nell'88 la Convenzione contro la tortura, Convenzione internazionale ONU contro la tortura, che risale all'84. La ratifica nell'88 e quindi si impegna, perché è una convenzione, e quindi se io la ratifico e porto a compimento l'iter giuridico, mi impegno a rispettarne il contenuto. La cosa interessante è che in quella convenzione, all'articolo 4, si scrive che, e quindi ratificando si accetta, si scrive che i paesi contraenti che ratificano la convenzione si impegnano a introdurre nel proprio ordinamento penale dispositivi adeguati a punire quel reato, quello di tortura, in modo adeguato rispetto alla sua gravità. Silenzio, anzi, in realtà non silenzio, cioè, di fatto non accade niente. Più volte in Parlamento arrivano disegni di legge per introdurre, in ottemperanza all'articolo 4 siglato che attraverso la ratifica è stato accolto, arrivano più volte disegni di legge per introdurre in Italia la fattispecie di reato di tortura, ma poi tutto si arena e non si arriva ad una legge. Questa proposta di legge torna ancora di nuovo in Parlamento, siamo alla fine nel 2017, nel 2017 si arriva finalmente all'introduzione di un articolo che aggiunge questa fattispecie. Peraltro anche lì in modo non indolore, per così dire, perché la gestazione di questo articolo che introduce il reato di tortura in Italia è lenta, con grandissime polemiche, molto divisiva, complicata. Alla fine, se non sbaglio, Manconi, l'estensore iniziale, si astiene, perché la trasformazione di quel testo è una trasformazione che tende a renderlo il meno, in realtà, utilizzabile possibile. Cioè, per come viene definita la tortura, per ciò che si richiede perché effettivamente sia reato di tortura, la sua effettiva incidenza si comprime. Detto oggi, ma ben venga e stia lì quell'articolo, perché poi le conquiste in termini di diritti e dignità non sono mai stabili una volta per tutte, quindi non siamo più in tempi di polemiche rispetto a quell'articolo, ma effettivamente è un fatto che dalla fine degli anni '80 si arriva ad avere un reato di tortura anche nel nostro paese nel 2017.
una risposta potrebbe essere per forza: non si tortura, non ce n'è bisogno, falso. Quindi perché non si arriva o si arriva così faticosamente? Allora, qui entriamo ovviamente nelle interpretazioni sia di carattere forse persino sociologico, politico, sociale, quindi è difficile a dirsi. A me convince quantomeno, non dico che sia quello principale, però a me convince almeno un aspetto che ha a che fare con una percezione ed un sentimento presente o alimentato in società di che cosa significhi fare giustizia, di che cosa sia il diritto. Noi dire, vabbè, così arriviamo a sì, il diritto, va, bello, un po' generica come affermazione. In realtà no, fino a un certo punto, perché se una democrazia è una democrazia, una risposta alla domanda che cos'è il diritto in una democrazia la si deve dare. So che è stato per esempio ospite di questo bellissimo festival Luigi Ferraioli, e Luigi Ferraioli una bella definizione di diritto la dà, perché il diritto è la tutela del più debole. Cioè il diritto cosa deve fare? Non deve organizzare e rendere esponenziale l'ordine in società, molto inquietante come visione, no, deve limitare le azioni, i comportamenti, e deve garantire a chi è più debole di poter essere il più possibile se stesso, cioè il più possibile libero nonostante quella sua debolezza, cioè compensarla e fronteggiarla il più possibile. Allora, se io questo elemento, che ha molto a che fare con anche l'idea di società che abbiamo, me lo dimentico e mi faccio attrarre da anche un forte bisogno di giustizia, oppure ad un importantissimo gesto di indignazione di fronte al crimine, no? Se io mi dimentico che però il diritto dovrebbe essere, se democratico, questo, allora reagisco come? Reagisco pensando bisogna punire, no? Bisogna fare tutto quello che in termini di forza e violenza si può fare perché è stato commesso un crimine terribile. Oppure può capitare qualcosa di così terribile per cui io devo usare ogni mezzo mi viene in mente, quindi accedere anche al terreno della violenza per scongiurare questo pericolo. Questa reazione comprensibile, persino importante, se nasce da un'indignazione, però è molto scivolosa, è molto rischiosa, perché può far perdere di vista invece l'importanza che ha la tenuta dello Stato di diritto, che vuol dire che lo Stato il diritto non deve vendicare, che lo Stato e il diritto non deve torturare e violentare, no? Che lo Stato deve riuscire a garantire il rispetto di tutti e di ciascuno da Stato democratico. Cioè la violenza chiama violenza, quindi è un po' una scommessa se vogliamo, però la violenza chiama violenza. E allora perché è stato possibile arrivare solo così tardi a quel riconoscimento di qualcosa che, se noi ci pensiamo, è terribile? Non a caso non lo si può improvvisare, cioè nessuno di noi, se vuole, tortura, no, la sua natura umana glielo impedisce, la sua natura glielo impedisce, cioè si viene addestrati per essere in grado di torturare una persona. Allora, perché è possibile? Perché è come se passasse in secondo piano, no? Rifluisse sullo sfondo l'importanza che invece ha una tenuta democratica di un paese, che quindi va insieme all'idea di uno Stato di diritto, che va insieme ad una certa idea di diritto, che non è il massimo di
sicurezza ad ogni costo, ma è il massimo di sicurezza ad un costo coerente con i principi fondamentali della democrazia. Quando questo rifluisce sullo sfondo si capisce perché la reazione di pancia può essere accettata anche da una società che democratica è. Quindi io non penso che sia perché la società è indifferente alla dignità, è che non capisce non capisce non perché non vuole capire o non sa capire, ma perché non si favorisce quella comprensione. La reazione immediata prevale. Se la reazione immediata prevale. Certo. No, e poi è interessante anche vederla da un altro punto di vista, cioè se il diritto ha come funzione precipua quella della tutela del più debole, allora il diritto, ma direi tutto il sistema giustizia, chiamiamolo così, è anche una fonte di quel concetto di capability che poi è centrale nel pensiero di Nussbaum e di Sen, e cioè perché dà degli strumenti alle persone che più che deboli sono indeboliti dal contesto in cui vivono per poter sviluppare pienamente se stessi, realizzarsi come persone, come anche dice la nostra Carta Costituzionale. Ecco, ma di tutto ciò, perché si diceva, no, ma le persone non è che lo ignorano, in qualche modo non sono raggiunte da queste riflessioni, e tanto è vero che molte persone, diciamo, i non addetti ai lavori, ecco, vedono nel diritto qualcosa di complicato, incomprensibile, a volte del tutto inutile. D'altro canto invece ci sono i giuristi, si faceva riferimento alla lotta per il diritto, no? Che sono, come dire, completamente persuasi del fatto che il diritto possa essere quel meccanismo sociale che può portare a un miglioramento delle condizioni di vita di tutti. Ecco, tra queste due opposte visioni, mi verrebbe da dire diritto da una parte e barbarie dall'altra, per citare il titolo del libro che ricordavo all'inizio. C'è un iato che non si può colmare. Anche l'università ha una funzione, quello che facciamo come terza missione, che stiamo facendo anche in questo momento, è, come dire, può essere il meccanismo che fa superare questa divisione? O sono io che vedo una divisione che invece non c'è? Accidenti se c'è. Dunque, arriviamo a parlare della mega domanda, cos'è il diritto? Va bene, ma in fondo il titolo della nostra conversazione è azzeccato perché collega dignità, relazione e diritti. Quindi io voglio dire questo. Il diritto non è un'astrazione, è una cosa molto concreta. Io non credo nemmeno... Allora, se noi dovessimo dare una definizione la più generale possibile di che cos'è il diritto, dovremmo dire questo: è una relazione, è una regolamentazione sociale, è un modo di regolare i rapporti. Ubi ius ibi societas si ripete noiosamente in tutti i manuali di diritto. Appunto, ogni società non può che regolarsi, se non è lo stato di natura, non può che regolarsi attraverso questo strumento che è il diritto, regolamentazione sociale storicamente determinata. Bene, questo vuol dire che il diritto ha un'ambiguità in sé. Questo vuol dire che naturalmente, se c'è una cosa naturale, lo strumento diritto può essere un terribile strumento di dominio, uno straordinario strumento di emancipazione, con un minimo di realismo. E qui non ho bisogno delle mie 15 ore, ma ho bisogno di farvi riflettere a voi con realismo sulla storia del mondo. La storia del mondo dal punto di vista del diritto, voi sapete tutti che in qualche modo ha previsto il diritto come una storia di dominio terribile, ex parte principis, per usare sempre i nostri latinetti che ci fanno comodi quando sono sintesi verbali. Però poi c'è il diritto ex parte populi, per dirla come... Io adesso non voglio inorgoglirmi perché faccio il professore di diritto costituzionale, perché è la storia che parla per me, e dico questo, che il costituzionalismo moderno è quello strumento attraverso il quale
c'è stato un progetto di emancipazione, cioè il diritto dei deboli di cui parla Luigi Ferraioli e il diritto di cui parlo io è il diritto costituzionale. Poi so perfettamente io e tutti noi che poi invece c'è il diritto di dominio, perché in qualche modo il diritto costituzionale regola. Come nasce il diritto costituzionale? Ha due cuori, articolo 16, se dovessi fare proprio il professore di diritto costituzionale, l'articolo 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 dice che non si ha Costituzione moderna se non si tutelano due cose: la divisione dei poteri, i limiti al potere dunque, che dunque il diritto come limitazione, non come dominio del potere, e assicurare i diritti fondamentali dell'uomo, i diritti e l'emancipazione sociale. Questo è il diritto storicamente esistente. Se voi andate a studiarvi invece, e dico per dire che è un diritto importante, la Costituzione di Atene, Aristotele o chi per lui, perché non si sa nemmeno chi l'ha scritta, ma insomma diciamo Aristotele, bene, cosa fa? Descrive un altro diritto costituzionale con gli antichi, cioè la regolamentazione dello Stato nell'antica Grecia, ad Atene e via di seguito. Bene, ora io vorrei dire questo, ma so che è il mio pensiero e non è la realtà assoluta. Io vorrei dire questo: bene, diciamo così, dal 1789, articolo 16, in poi noi dobbiamo avere un diritto come limitazione del potere e garanzia dei diritti. Che questo sia nella realtà non è vero, perché se il diritto è storicamente determinato è sempre a rischio quando si hanno difficoltà a far valere. Ma adesso parliamo di dignità, ma potrei parlarti dei limiti al potere da un lato o di garanzie dei diritti sociali che sono andati andando modificati nella età dei diritti, che è un'età dei diritti che non sempre vengono fatti valere. In qualche modo è una sfida aperta, questo voglio dire. Fammi concludere in questo modo, tornando ai diritti alla dignità. I diritti di dignità. Io non abbiamo il tempo per sviluppare questa mia specifica considerazione, però voglio dirla perché vi invito a riflettere su questo. Io penso che la dignità storicamente determinata, non staticamente determinata, perché oggi abbiamo un problema di dignità, che posso dire, dei migranti. Domani, auspicabilmente, avremmo risolto, semmai, sono molto ottimista, avremmo risolto questo problema, abbiamo il problema della dignità di altri sottoposti ed altri sfruttati. Quindi io voglio dirvi semplicemente questo, che la dignità ha una naturale funzione critica e oppositiva del potere costituito. Questo è il vero nocciolo della dignità come valore costituzionale. In qualche modo la dignità, e forse un giurista non dovrebbe essere così esplicito, non deve istituzionalizzarsi, perché la istituzionalizzazione della dignità è la cristallizzazione di una dignità astratta, è la nostra dignità. Amartya Sen, che avete citato, dice che poi c'è la dignità della libertà e quindi la dignità degli altri. E chi siamo noi in qualche modo per poter dire qual è la dignità assoluta? Rawls, che citavo all'inizio, è arrivato a conclusioni che a me mi hanno lasciato basito, francamente. E allora facciamo le guerre umanitarie per esportare la nostra dignità. E chi di noi, io per primo, e chi di noi non è convinto assertore della propria dignità sociale, quella costituzionale determinata? Cioè io certamente, che vi posso dire? Vabbè, non voglio fare i casi classici, ma in qualche modo chi sono io per imporre la mia dignità, chiamiamola occidentale, agli orientali? In caso faccio una lotta, un'opposizione culturale per sviluppo di progresso. Chiudo con una esemplificazione simbolica. Se voi ci pensate bene, lo sviluppo dei diritti nasce in base a quella che oggi noi chiamiamo dignità. Mi verrebbe dire da Spartaco ai migranti. In qualche modo la dignità degli schiavi, la rivolta spartachista, nasce sulla base di una esigenza e richiesta di opposizione per avere una propria dignità. La dignità
E la dignità è acquisita una volta per tutte? Certo che no. L'ultima rivoluzione, sì, rivoluzione perché sono state rivoluzioni, l'ultima rivoluzione in nome della dignità, forse l'ultima, sono state le rivolte nordafricane che hanno fatto una rivoluzione. Devo dire che se leggiamo le vicende di Tunisi dobbiamo dire che è una rivoluzione fallita. Forse le rivoluzioni falliscono tutte a un certo punto perché anche queste si concludono, ma questa dimostrazione di come in qualche modo la dignità è uno straordinario strumento, ripeto, critico, oppositivo, di emancipazione di tutte le persone alla quale non viene data dignità. Ecco, siamo ormai quasi in chiusura, proprio 2 domande velocissime prima di salutarci. Funzione critica della dignità. Il collegamento mentale è stato immediato al pensiero critico. In Italia, dal punto di vista della filosofia del diritto, vedo, almeno negli ultimi tempi, che c'è un risveglio da questo punto di vista, perché mi era sembrato, almeno nei miei studi superficiali in questo ambito, di non aver visto un approccio di questo tipo negli anni precedenti. È una mia impressione o è una realtà dal tuo punto di vista? No, è una realtà. Progressivamente la visione di un diritto che è essenzialmente il diritto posto, cioè è il diritto per come il diritto effettivamente viene stabilito che sia istituzionalmente, e l'idea che il diritto sia quindi non da valutare in termini critici, perché nella misura in cui è stato stabilito in modo corretto è diritto. Ecco, questa rappresentazione tipicamente ottocentesca, che poi però è fortemente pervasiva e ancora fortemente rappresentata nella riflessione filosofica sul diritto, pian piano è diventata recessiva, cioè in realtà è stata rimessa in discussione, con una grande fatica, perché rimettere in discussione questa idea non vuol dire ricominciare a parlare del diritto naturale, cioè come se oggi noi potessimo pensare che esiste il diritto naturale, ma immaginando di trovare il modo di poter giustificare argomentativamente, quindi di difendere l'idea che non tutto quello che lo Stato riesce a stabilire come diritto può avere il rango di diritto. Questa è purtroppo ciò che, purtroppo perché è capitata una tragedia terribile, ma il nazismo ha aperto una discussione che però è stata molto lenta, per cui la tua rappresentazione è corretta, cioè l'idea che il diritto non lo puoi far coincidere con quello che viene definito legalismo, cioè purché sia legge è diritto. No, dipende, perché se la legge dice delle cose oscene non è neanche diritto. Allora questo concetto, no, che si afferma prepotentemente già nel settembre del 45, no, e si afferma nel senso che viene dichiarato pubblicamente da lì in poi, lentamente diventa anche teoria, filosofia, diventano quindi poi diverse interpretazioni di questo nocciolo duro che rifiuta l'idea che tutto ciò che diventa legge può dirsi effettivamente diritto. C'è speranza, diciamo. C'è sempre speranza. Ecco, però bisogna vigilare. Assolutamente. Ecco, anche questa sera nella nostra Vigiliamo. conversazione la dignità è stata associata a termini come valore, principio, diritto fondamentale. Ecco, una domanda proprio tecnica, che mi rendo conto che anche qui ci vorrebbe tanto tempo per rispondere, ma è questo lo statuto della natura giuridica della dignità che è così, diciamo, poco chiaro, perché appunto dire che è un principio, dire che è un valore, dire che è un diritto non è la stessa cosa dal punto di vista giuridico, no? Ecco, questa poca chiarezza dal punto di vista della sua natura giuridica la rende così sfuggente dal punto di vista poi della sua effettività, della sua possibilità di pretendere una tutela dal punto di vista proprio
giudiziario più che giuridico. Io non penso che la renda indeterminata. Io penso che i grandi progressi del diritto, le grandi conquiste si sono fatte non solo in nome della dignità, ma certamente anche in nome della dignità sociale. Voglio dire, dobbiamo un attimo uscire, e forse mi ricollego alla domanda precedente, da un'idea del diritto statico, la legge c'è e tutto si ferma. Non è così, questa è una perversione, forse perché poi nelle mie altre 15 ore parlerò del pensiero critico, perché è una domanda che mi suscita molte perplessità, perché penso che di pensiero critico in questa fase c'è molta carenza e non soltanto nel diritto. Ma insomma, al di là di questo, è un elemento di perdita di cultura l'idea che oggi esista un diritto statico. Mai si è pensato nella storia. Anche qui l'abbiamo citato, ma insomma è Cicerone che distingue l'ex da ius. Noi purtroppo, e come tutti sappiamo, il nostro linguaggio italiano in questo caso è particolarmente povero, perché diritto non distingue tra law e right, non distingue, in altre lingue ci sono distinzioni di carattere diverso, ma è del tutto evidente, insomma, che bisogna pensare alle trasformazioni del diritto. E qui è una battuta che poi vi spiego, c'è soltanto una cosa di eterno, che è la Costituzione, perché noi costituzionalisti diciamo esattamente, non è proprio una battuta, perché noi costituzionalisti e nelle Costituzioni c'è scritto che le Costituzioni sono eterne. Lo Statuto Albertino aveva la clausola di eternità, quindi non è per nulla una battuta. 15 ore anche per spiegarvi questo. Mi rivolgo, se c'è qualche studente di giurisprudenza, queste cose le sa, se no viene bocciato da me e pure da tutti e noi tre. Sono là, mi sa, che sono guardati quei ragazzi. Sa perfettamente che la norma è la norma superiore in grado, e se ha un senso banale questa superiorità in grado vuol dire eternità rispetto alle leggi che cambiano, invece la Costituzione non cambia, salvo il 138 e via di seguito. Ma insomma l'idea è esattamente questo. Noi dobbiamo in qualche modo, non arrivo a dire che quello che diciamo dal Medioevo in poi, che esiste un diritto naturale di resistenza, perché quello è l'estremo, ma senza arrivare agli estremi del diritto naturale di resistenza che c'è quando c'è un dittatore, che speriamo non ci sia, nei casi ordinari è evidente che le dinamiche giuridiche e costituzionali sono il sale del sapere giuridico. Se noi non pensiamo a una necessità di realizzare i diritti nell'accezione, in una delle tante accezioni, non la law ma i rights, non saremmo arrivati qui. La Costituzione del 48 è stata attuata per un trentennio, alla fine degli anni 70 abbiamo avuto, grazie all'attuazione e alla trasformazione del nostro sistema giuridico, il nuovo diritto di famiglia del 75, lo Statuto dei lavoratori nel 78, il Servizio Sanitario Nazionale nel 78 e via elencando, cioè abbiamo dato diritto e dignità ai diritti. Dopodiché, fatemi dire, ma anche qui le altre 15 ore, sempre altre 15 ore, abbiamo avuto dal trentennio d'oro, fine degli anni 80, un 45ennio di copoiombo, ma mi veniva un'altra espressione, in cui c'è stato un forte regresso anche sul piano dei diritti, e oggi abbiamo fortissime difficoltà perché purtroppo si è perso questo spirito emancipante della Costituzione. La Costituzione oggi, io lo dico con una battuta, ma scusate, ma in modo anche scandalizzato, oggi la Costituzione dovrebbe servire, secondo quello che si legge nei giornali, a governare, alla governabilità. Ma quando mai? La governabilità, che è un problema, per carità, si ottiene in altro modo, magari con partiti politici che sappiano fare e un Parlamento che sappia funzionare, ma le Costituzioni servono per limitarli sovrani. Limitarli non vuol dire non farli governare, ma farli governare senza esondare, per esempio prevaricando e applicando un diritto che non sia a favore della dignità ma sia contro la dignità. Oggi abbiamo una normativa infinita, fatemi dire poco degna. Sì, mi rendo conto che le 15 ore servirebbero per spiegare anche questa mia affermazione, ma in ogni caso poco degna.
se vogliamo concludere, visto che il problema di dignità è anche un problema educativo, diciamo ai giovani datevi da fare, come diceva qualcun altro, perché in qualche modo bisogna realizzarla la dignità. Io posso aggiungere, alla luce di una Costituzione che non si vuole attuare, che si vuole cambiare, ma se ogni tanto cominciassimo a pensare che anziché cambiarla dovremmo cominciare ad attuarla perché non è stata attuata, se mi fai finire e poi finisco veramente, un esempio tra i mille e mille che potevo fare, di attualità politica, insomma, si vuole cambiare la nostra forma di governo presidenziale, come sapete, e non si vuole salvare il Parlamento, ma se noi abbiamo un problema per quanto riguarda la forma di governo che tutti leggiamo sui giornali, è un Parlamento che non funziona, che è paralizzato, che è governato, che è dominato dal governo che impone questioni di fiducia, i decreti legge, il Presidente della Repubblica che protesta e non viene ascoltato per nulla perché dopo 2 giorni si fa quello che il Presidente gli ha detto di non fare. Beh, insomma, in qualche modo è la dimostrazione palese che abbiamo molto da lavorare per attuare una Costituzione, per esempio, fare quello che la nostra Costituzione dice, centralità del Parlamento, poteri di garanzia, e vedrete che se facciamo queste cose avremo anche governi più stabili e capaci di governare. Mi fermo qua. Grazie. Io direi che abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Io ovviamente ringrazio sia la professoressa Lalatta Costerbosa sia il professor Azzariti per gli stimoli, devo dire, di pensiero che ci hanno regalato questa sera. Ringrazio tutti i presenti per essere stati con noi fino a quest'ora. Spero che sia stato, come dire, del tempo ben speso e soprattutto un investimento di pensiero che vi accompagni dopo questa serata. Grazie. Grazie.